Benvenute e benvenuti su Podcast One Word Italiano. Il 31 dicembre è arrivato e Chiara ha deciso che il suo Capodanno non può essere come tutti gli altri. Quest'anno in Italia si fa sul serio. E dove meglio andare, secondo voi? In Sardegna? Ma certamente ad Alghero, che è la città fatta apposta per la notte speciale di Capodanno. Chiara si guarda allo specchio mentre finisce di prepararsi. Naomi, la sua amica giapponese, è già pronta. Sono pronte a vivere la notte più lunga dell'anno nella città che è più famosa per il Capodanno in Sardegna. Sono curiose e pronte a fare festa. Le due amiche arrivano ad Alghero con una macchina presa a noleggio. Hanno prenotato un hotel e hanno tanta voglia di divertirsi. Una volta che sono arrivate ad Alghero, subito si dirigono verso il centro storico e l'atmosfera è già frizzante da ultimo giorno dell'anno. La piazza è piena di gente, di luci e di voci che si mescolano tra di loro. C'è chi è già pronto a brindare e a ballare. Alghero è una città che sa come fare festa e il Capodanno è proprio la sua specialità. Il cenone che hanno prenotato è in un ristorante con una vista incredibile sul mare, una vista che toglie il fiato. Il menù di Capodanno è infinito, ma Chiara non si preoccupa, hanno tutto il tempo fino alla mezzanotte per gustarsi con calma ogni boccone di questa ultima cena dell'anno. Il menù è fisso dall'antipasto al dolce ed è molto abbondante. Pasta, riso, carne, pesce, è tutto molto generoso. E sembra che non ci sia una fine. Il ristorante è pieno di persone. Ci sono delle grandissime tavolate, soprattutto di giovani. Il Natale si passa in famiglia, ma di solito il cenone di Santo Stefano del 31 dicembre si fa al ristorante. Tutti i ristoranti servono un menù fisso lunghissimo. Chiara e Naomi decidono di non aspettare però al ristorante la mezzanotte perché hanno sentito che ci saranno i fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte sul mare. Allora scappano dal ristorante a un certo punto perché non vogliono perdersi questo spettacolo. Quindi intorno alla mezzanotte, un po' prima, con la pancia super piena, si dirigono verso i bastioni di Alghero, un punto panoramico che offre una vista speciale e mozzafiato sul mare. È lì che avviene il conto alla rovescia. Allo scoccare della mezzanotte la piazza è un fiume di gente. Si abbracciano, tutti si dicono buon anno, tanti auguri e il cielo si riempie di fuochi d'artificio, colorando il buio della notte di luci e rumori spettacolari. E anche il rumore delle bottiglie di spumante stappate che si diffonde nell'aria. E anche Chiara e Naomi brindano al nuovo anno in compagnia di sconosciuti. Campai! Chiara con un sorriso e un bicchiere che trabocca di spumante dice a Naomi: no, Naomi, qui si dice salute! E ridono entrambe, brindando con il rumore di un brindisi che è un brindisi di tutti, universale. A questo punto qualcuno si avvicina a Chiara con un piatto di lenticchie e cotechino. È la tradizione di Capodanno e chi è Chiara per non affrontarla? Chiara non ama le lenticchie, ma le accetta
festa, con gratitudine per fare una bella figura. In fondo a Capodanno le lenticchie sono simbolo di fortuna e Chiara è una persona che non ama ignorare le buone tradizioni e quindi per la prima volta nella sua vita mangerà le lenticchie per rispettare questa tradizione italiana e sentirsi un po' più italiana anche lei. Dopo aver ricevuto quindi la fortuna in forma di lenticchie, le due amiche decidono di continuare la festa, decidono di andare avanti con i festeggiamenti per tutta la serata. E così la serata continua con un concerto gratuito in piazza. Un cantante molto famoso e conosciuto in Italia si esibisce con il suo gruppo. Ci sono migliaia di persone, è una festa enorme, la musica è coinvolgente e l'atmosfera è magica, come se ogni nota fosse fatta apposta per questo momento così speciale. Chiara e Naomi si fanno trasportare dalla musica, ballano, si divertono come due bambine, come due ragazze senza pensieri. In fondo è il Capodanno perfetto. E oggi Chiara ha imparato tante cose nuove e anche tante nuove parole. Cotechino, il salume della tradizione di Capodanno, che si mangia con le lenticchie. Lenticchie si mangiano sempre a Capodanno perché sono simbolo di buona fortuna e di prosperità. Fuochi d'artificio, un'esplosione di luci e colori che ti fanno sentire un po' come se fossi in un film. Spumante, il vino che ti fa sentire festoso anche se sei solo in pigiama a casa. Concerto gratuito, la ciliegina sulla torta del Capodanno italiano, musica, divertimento e tutto gratis. Le frasi utili di oggi: buon anno, tanti auguri, salute, che fuochi! Facciamo una foto di fine anno? Chiara è tornata in hotel. Si siede sul letto e guarda fuori dalla finestra. La città ora è silenziosa, ma dentro di lei c'è ancora il suono dei fuochi d'artificio. Prende il suo quaderno rosso, che ha portato anche ad Alghero, e scrive: oggi ho festeggiato un Capodanno pieno di cibo, fuochi e tradizione. Ho accettato le lenticchie come da tradizione, anche se avrei preferito qualcos'altro, qualcosa di più dolce. Ma la verità è che Capodanno non si misura con quello che mangi, ma con le persone con cui lo festeggi. E poi aggiunge sotto: un Capodanno con Naomi è sempre il migliore, soprattutto quando si può ridere di tutto. Chiara ha capito che il Capodanno non è solo un brindisi, ma un momento in cui ogni tradizione si fa viva, tra fuochi d'artificio, spumante e lenticchie. Nel prossimo episodio Chiara scoprirà che le sorprese non finiscono mai e una nuova festa la aspetta. Nel frattempo anche tu fai un brindisi a tutto ciò che arriva e un sorriso a chi ti accompagna lungo la strada. Un caro saluto e a presto da Cara.